Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Nuova intimidazione allo Zen di Palermo contro il bar Cherie, incendiati i condizionatori esterni del locale, le immagini delle telecamere al vaglio degli investigatori per identificare i responsabili. 3 rapinatori arrestati nel catanese dopo il colpo in un panificio di Caltagirone. Inseguiti dai carabinieri sono schiantati con l'auto contro un palo. Uno dei fermati, 52 anni, era agli arresti domiciliari. A Catania nuovo blitz delle forze dell'ordine a San Giovanni Galermo, un arresto, sanzioni e sequestro di droga. Troppi incidenti sulle strade siciliane, l'ultima vittima è un 29enne morto sulla 18, ferita la figlia di 6 anni. I dati ACI-Istat registrano un calo dei decessi, ma i numeri sono lontani dagli standard europei. Tavolini e sedie dei locali all'aperto, la Commissione urbanistica di Catania ha varato il regolamento che porta ordine in questo settore. Anche librerie e biblioteche potranno allestire all'esterno. Catania si prepara a un'estate di eventi con il Summer Fest 2026 tra musica, teatro e cultura. Alla Villa Bellini grandi nomi della musica, oltre 100 gli appuntamenti tra centro storico e periferie. Calcio, il Catania accelera per la panchina. Fabio Caserta resta la prima scelta per un progetto biennale. L'alternativa è Emilio Longo. Serie B, il Palermo attivo sul mercato con Hernani a un passo dal ritorno in Italia, mentre si accelera anche per Estevez del Parma per rinforzare il centrocampo. In attacco resta viva la pista Luvumbo. Bentrovati. A Palermo una nuova intimidazione al bar Cherie nel quartiere Zen. A fuoco sono andati i condizionatori esterni, ma lo Stato cosa fa, dove è, dicono ai nostri microfoni i residenti. Marco Gullà. Ancora intimidazioni allo Zen, preso di mira nuovamente il bar Cherie. Alcuni giovani hanno dato fuoco alle unità esterne dei condizionatori dell'esercizio commerciale. Da una prima analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate vicino al bar e in zona, sembra infatti che 2 uomini abbiano innescato il rogo, forse senza l'utilizzo di benzina o altri acceleranti, ma sfruttando solo la presenza dei rifiuti che con il caldo sono andati rapidamente a fuoco. Nei giorni scorsi davanti al bar erano state trovate bottiglie di benzina e la richiesta di 5.000 euro e un petardo aveva anche danneggiato la parte esterna dell'esercizio. Tra i residenti adesso c'è paura e soprattutto rabbia. Ma viene qua lo Stato, ma lo Stato dov'è? No, sono tutti assenti, vengono a fare le passerelle, vanno in chiesa, si vedono col prete, fanno le conferenze antimafia e cose varie contro il pizzo, ma lo Stato dov'è? Lo Stato è assente. Io stanotte mi sono alzata, alle 3 mi ero affacciata, sentivo una puzza strana, anche perché questa puzza di qua è cancerogena, è brutta, è una puzza che non si poteva respirare, poi ho capito, sì, la puzza mi ha fatto svegliare. L'intervento dei vigili del fuoco. Ma c'era fumo, puzza? Puzza del bruciato, sì. Resta alta l'attenzione da parte di investigatori e procura che cercheranno di capire come inquadrare esattamente quanto accaduto stanotte. Prima la rapina, poi la fuga e lo schianto. A Caltagirone il colpo ai danni di un panificio si è concluso con un inseguimento ad alta velocità e l'arresto di 3 catanesi. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. Eva Spampinato. Queste sono le immagini conclusive di un inseguimento ad alta velocità che è finito così, con i banditi che si schiantano contro un palo nel tentativo di fuggire ai carabinieri, perdendo il controllo dell'auto su una rotonda. Siamo a Caltagirone, in provincia di Catania, dove si sono vissuti attimi di paura in pieno giorno. 3 uomini con il volto coperto e armati di una pistola fanno irruzione in un panificio di Viale Mario Milazzo. Minacciano il personale, si fanno consegnare l'incasso della giornata, 635 euro, per evitare che venga lanciato l'allarme. Poi portano via anche i telefoni cellulari dei dipendenti, che però escono dal panificio gridando. Le immagini di videosorveglianza mostrano tutte le fasi del colpo e anche i concitati momenti successivi. Una pattuglia dei carabinieri nota l'auto che si allontana a forte velocità e scatta l'inseguimento. La corsa termina qui, in via Fontanelle. L'utilitaria blu si schianta, i militari bloccano e arrestano i 3 presunti responsabili, tutti catanesi di 19, 25 e 52 anni. La pistola utilizzata per la rapina si scoprirà poi essere a salve, la targa del veicolo alterata. Dopo le porte dell'ospedale, per i 3 si sono aperte quelle del carcere. Un
Un arresto per spaccio, 2 denunce, quasi 15.000 euro di sanzioni amministrative e ingenti sequestri di stupefacenti. È il bilancio dell'ultima operazione interforze ad alto impatto condotta alle forze dell'ordine nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania. Sentiamo Desiree Ferlito. Dopo la sparatoria in piazza Beppe Montana tra fazioni del clan Cappello, il tema della sicurezza a Catania è sotto la lente di ingrandimento delle forze dell'ordine, che ancora una volta hanno rivoltato il quartiere San Giovanni Galermo. L'ennesima maxi operazione di controllo del territorio, denominata Alto Impatto, ha visto impegnati insieme polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. È la risposta della prefettura di Catania per contrastare criminalità e illegalità nei quartieri più sensibili della città. 75 militari impegnati, il bilancio parla di 190 persone identificate, 138 veicoli controllati. Un uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre altre 2 persone sono state denunciate a piede libero. Particolarmente intensa l'attività della Polizia di Stato, che ha sequestrato droga, marijuana, crack e cocaina. I controlli hanno inoltre portato al recupero di 2 veicoli rubati successivamente restituiti ai legittimi proprietari. Accertate decine di violazioni al codice della strada, tra cui guida senza patente, assenza di assicurazione e mancata revisione dei mezzi. I militari dell'Arma hanno inoltre denunciato una persona per evasione. L'operazione rientra nel piano di controlli straordinari disposto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nei quartieri a maggiore rischio, con lo scopo di contrastare fenomeni di spaccio, illegalità diffusa e degrado. Si allunga la scia di sangue sulle strade siciliane. L'ultimo incidente è avvenuto lungo la A18 all'interno della galleria Taormina, dove ha perso la vita un uomo di 29 anni a bordo della sua auto. Assieme alla figlia di 6 anni si è scontrato con un pullman che era fermo in strada. Con l'estate aumentano gli incidenti mortali. Maleo Viola. Arriva l'estate e ricomincia il tragico stillicidio di vittime della strada. Ancora un incidente mortale lungo la A18 nella galleria Taormina. Nello scontro notturno fra un'auto e un pullman fermo perché in panne ha perso la vita un uomo di 29 anni. Ferita anche la figlia della vittima che viaggiava con lui su una Fiat 16. Appena 3 giorni prima una giovane ciclista era morta nel Palermitano travolta da una vettura piombata su un gruppo proprio dietro una curva. Non ci sono solo gli incidenti mortali. Un altro scontro è avvenuto fra Lentini e Catania sulla statale 114 nei pressi del Ponte San Leonardo, auto cappottata e 2 feriti. Anche se la drammatica scia di incidenti non si interrompe mai, la stagione estiva, così come i periodi di festa, porta con sé un aumento degli scontri gravi a causa di maggiore distrazione, abuso di alcol e uso di droghe. Secondo il report ACI-Istat di alcuni giorni fa, però, gli incidenti in Italia sono in calo, anche se ancora siamo lontani dagli standard di sicurezza europei. Nel primo semestre del 2025 in Italia sono stati registrati 1.310 morti sulle strade, il 7% in meno del 2024 e il 15% in meno del 2019, quando erano stati 1.534. La Sicilia mostra l'11% del totale degli incidenti, con 145 scontri mortali fra gennaio e giugno del 2025. Nel paese, parlando degli incidenti con esito letale, le autostrade sono le più sicure, fanno registrare solo l'8,6% degli incidenti, mentre il 73% avvengono nelle strade urbane e poco meno del 17% lungo le strade extraurbane. Nell'isola il rapporto è leggermente diverso, con circa il 10% degli scontri in autostrada, il 29% su strade extraurbane e solo il 61% nelle città. Dopo il sequestro preventivo e le misure cautelari nell'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti nella discarica Timpazzo di Gela, la Impianti SRR, che la gestisce, cambia guida. È stato nominato un commissario, ma cresce il pressing politico sui controlli e sul futuro della discarica. GER Italia. Cambio ai vertici di Impianti SRR, la società che gestisce la discarica di Timpazzo e il servizio rifiuti nell'ambito territoriale. Dopo i provvedimenti del GIP del Tribunale di Caltanissetta nell'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti, la gestione passa nelle mani di un commissario giudiziario. A guidare la società sarà il commercialista nisseno Marco Valenza, incaricato per un anno. Il professionista ha già avviato una prima ricognizione sulla situazione amministrativa e gestionale, in attesa della relazione da presentare al giudice. Nei prossimi giorni è previsto anche un confronto con i sindaci della SRR
SRR, una svolta dopo una lunga fase di gestione affidata all'ingegnere Giovanna Picone, raggiunta da una misura cautelare nell'ambito dell'inchiesta. L'Assemblea dei Sindaci ha già deciso la revoca dell'incarico. Restano ora diversi nodi da affrontare, dall'acquisizione definitiva del sistema di compostaggio di Brucazzi alla proroga per la gestione delle vasche sature, fino ai progetti di ampliamento del sito con la nuova vasca F, un intervento da quasi 12 milioni di euro, finanziato con fondi FSC. Tra le questioni sotto osservazione anche l'iter tecnico del progetto. Nei mesi scorsi era stato affidato lo studio di fattibilità tecnico-economica a una società di Bagheria, il cui direttore tecnico è l'ingegnere Salvatore Parlatore, già responsabile tecnico di Timpazzo e attualmente ai domiciliari nell'ambito della stessa indagine. Sul caso intanto interviene anche la politica regionale. Il deputato di Sud Chiama Nord Giuseppe Lombardo ha chiesto un'audizione urgente in Commissione Ambiente dell'ARS per chiarire quali controlli siano stati effettuati negli anni sull'impianto, un aspetto che al momento rassicura i cittadini e che sul piano operativo però non risultano criticità per la continuità del servizio nei comuni dell'ambito e per la piena funzionalità della piattaforma di Timpazzo. È stato raggiunto l'accordo per la fornitura d'acqua alla ST Microelectronics, un accordo che consentirà lo sviluppo del nuovo campus SIC. Lorena Dolci. Se i rubinetti sono a secco i cittadini si trovano a disagio, ma se l'acqua non arriva in un grosso stabilimento come la ST Microelectronics, a rischio è il lavoro di centinaia di dipendenti e lo sviluppo della zona industriale e di un intero settore strategico di quella nata come l'Etna Valley. Il rischio sembra per ora scongiurato. Dopo mesi di trattative, di studi idrogeologici, di campagne di prova sui pozzi, Sidra ed ST hanno raggiunto l'accordo per la fornitura d'acqua per il nuovo Campus SIC, l'impianto che farà produzioni basate su carburo di silicio. Un progetto da 5 miliardi, 2 dei quali fondi pubblici, tra i più grandi investimenti del settore che per andare avanti chiedeva però di essere annaffiato abbondantemente. La società ha espresso soddisfazione per un risultato che garantisce continuità e prospettive di sviluppo. Soddisfatta anche la FIOM CGL di Catania, che però chiede tempi certi sulla realizzazione delle condutture idriche. Secondo il sindacato, infatti, le condizioni attualmente disponibili consentirebbero di coprire soltanto 2 dei 5 step previsti dal piano industriale dell'azienda e dunque dei primi 2 moduli produttivi. Il progetto complessivo invece ne prevede 5. Ancora un caso di presunta mala sanità in provincia di Agrigento. L'azienda sanitaria provinciale è stata condannata a risarcire con oltre 1.400.000 euro i familiari di un paziente morto in ospedale. Davide Sarto. Ancora un caso che riaccende riflettori sulla sanità siciliana e in particolare su quella della provincia di Agrigento. Oltre 1.400.000 euro è la somma che l'ASP dovrà pagare ai familiari di un paziente morto circa 10 anni fa all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Secondo i giudici non sarebbero stati eseguiti tutti gli accertamenti necessari per arrivare in tempo a una diagnosi corretta. Una vicenda lunga, finita in tribunale, che si chiude con una condanna per l'azienda sanitaria e il riconoscimento di gravi omissioni nella gestione del caso. Ma non è un episodio isolato. Solo la scorsa settimana il Tribunale di Agrigento ha disposto un altro maxi risarcimento, quasi 2 milioni di euro per la morte di una donna di 46 anni avvenuta nel 2020 all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Anche in quel caso, secondo i giudici, il decesso poteva essere evitato. 2 sentenze ravvicinate che pesano sulle casse pubbliche e che alimentano preoccupazione tra i cittadini. Soldi della collettività destinati ai risarcimenti mentre cresce la sfiducia verso il sistema sanitario. Ci sono troppi soldi dedicati alla litigiosità di questa azienda, una litigiosità che la troviamo sia per il risarcimento danni, come in questi giorni stiamo leggendo, ma anche perché ai lavoratori non vengono riconosciute le legittime aspettative, costringendo tutti ad andare ad aderire alle vie legali. Una situazione che riapre il dibattito sulla sicurezza delle cure e sulla necessità di prevenire errori e omissioni negli ospedali. Adesso una breve pausa e poi parleremo dei locali all'aperto, le nuove regole e del cartellone degli eventi estivi di Catania. A tra poco.
Nuove regole per i dehors, gli spazi all'aperto per i locali. La Commissione urbanistica di Catania ha varato il regolamento che porta ordine in questo settore. Ci sono delle novità anche per le librerie e le biblioteche che potranno allestire all'esterno. Lorena Dolci. Costi ridotti ma anche metrature più contenute. Arrivano nuove regole per i dehors, le installazioni e pedane all'aperto per i locali, fenomeno esploso durante il Covid ma finito in una giungla di tendoni e sedie. La Commissione urbanistica del Comune di Catania ha varato il regolamento che mette ordine in questo settore. Bar, gelaterie, pub o ristoranti pagheranno un canone inferiore, ma la metratura consentita sarà al massimo il 60% del locale rispetto al 100% precedente. Prevista anche una semplificazione amministrativa con 3 percorsi distinti basati sull'impatto delle strutture. Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione di incentivi economici legati alla rigenerazione urbana. Se più operatori si riuniscono in consorzio per riqualificare un'area, possono ottenere fino al 70% di sconto sugli oneri e un incremento fino al 30% del suolo pubblico occupabile. Per la prima volta poi anche librerie e biblioteche avranno la possibilità di organizzare spazi all'aperto per letture ed eventi culturali. La città resta divisa in 3 zone, centro storico e zone di pregio, ambiti costieri e tutto il resto. In zona 1 niente più tendoni, solo tavoli, sedie e ombrelloni, con o senza pedana. Nella 2 si potranno invece montare le pedane, mentre nella 3 si potranno montare strutture chiuse da tutti i lati con o senza pedana. Su tutto vige il controllo della Sovrintendenza ai Beni Culturali. Oltre 100 appuntamenti tra musica, teatro, cinema, danza e spettacoli diffusi dal centro alle periferie. Catania si prepara a vivere un'estate ricca di eventi con il cartellone del Summer Fest 2026 che è stato presentato questa mattina al Palazzo degli Elefanti. C'era per noi Desiree Ferlito. L'estate catanese si prepara ad accendere piazze, cortili storici e spazi urbani con un calendario ricco di appuntamenti. Presentato a Palazzo degli Elefanti il programma del Catania Summer Fest 2026, la rassegna promossa dal Comune che accompagnerà cittadini e turisti nei prossimi mesi con eventi culturali, musicali, teatrali e cinematografici diffusi in tutta la città. Un cartellone che punta a coinvolgere non solo il centro storico ma anche le periferie, trasformando luoghi simbolo e spazi di quartiere in veri e propri palcoscenici all'aperto. Ci saranno degli sforzi che compiremo anche alla Civita attraverso la presentazione di rassegne teatrali all'interno, così come avevamo detto. Insomma, vogliamo creare un giusto connubio fra l'identità siciliana e le capacità espressive del mondo. Grande attenzione anche alla musica dal vivo. I concerti di maggiore richiamo saranno ospitati nell'Arena di Villa Bellini con grandi nomi della musica come Francesco Gabbani, Loredana Bertè, Giorgia Negramaro, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Emma Fulminacci, Litfiba e molti altri, mentre numerose iniziative nazionali e locali troveranno spazio nel programma Palcoscenico Catania, sostenuto dal Ministero della Cultura. Non dimentichiamoci mai che quando parliamo di Catania Summer Fest parliamo di un indotto importantissimo in termini di economia indiretta che arriva alla città per effetto delle numerose presenze di turisti che giungono da fuori. Un'estate che punta dunque a trasformare Catania in un grande teatro a cielo aperto, capace di attrarre visitatori e al tempo stesso restituisce ai cittadini spazi vissuti e condivisi. Bene, adesso un'altra pausa e poi parleremo di calcio, del Catania ma anche del Palermo. A tra poco. Eccoci al calcio. Fabio Caserta resta sempre il favorito su Emilio Longo per la panchina del Catania. Nelle prossime ore la decisione del club rossazzurro. Sergio Colosi. La prima scelta è Fabio Caserta, l'alternativa è Emilio Longo, ma in una rotazione di allenatori dove ci sono più trattative e indiscrezioni che certezze e ufficialità, non possono escludersi colpi a sorpresa. Non c'è dubbio comunque che il Catania lavori ad un accordo biennale con Caserta, fortemente voluto dal club di Pelligra che l'ha contattato durante la scorsa stagione e più volte per la prossima, ritenendolo il tecnico ideale per il progetto rossazzurro. Un lungo corteggiamento
atteggiamento che a radici lontane nelle scorse settimane sembrava prossimo al lieto fine prima della rottura e della recente ripresa del dialogo. Piacciono il suo 4-3-3, i risultati ottenuti, la valorizzazione dei giovani insieme alla presenza di calciatori esperti. Caserta vuole il Catania e viceversa. Emilio Longo, prenotato dal Foggia in caso di probabile riammissione in terza serie, sarebbe il piano B. In Sicilia verrebbe di corsa per giocarsi la sua grande occasione. Tecnico preparato, utilizza il 4-2-3-1 e in alternativa il 4-3-3. Pressing offensivo e tanto possesso palla. Nelle prossime ore la dirigenza etnea fugherà gli ultimi dubbi e, comunicata la scelta, si entrerà nel vivo della programmazione tecnica e organizzativa. E il Palermo mette la freccia, fatta per Hernani dal Monza. Osti sta chiudendo anche per Estevez, in scadenza con il Parma, accelerata anche per Luvumbo del Cagliari. Marco Gullà. Nonostante la finestra estiva di calciomercato non sia ancora ufficialmente iniziata, il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, lavora alacremente per allestire una rosa competitiva da mettere a disposizione di Pippo Inzaghi. È fatta per Hernani. Il DS rosanero ha effettuato il blitz definitivo con il Monza. Il centrocampista brasiliano, che era conteso anche dal Modena, dovrebbe quindi vestire la maglia rosanero riabbracciando il suo ex allenatore alla Regina. Secondo le ultime indiscrezioni, per il 32enne calciatore sarebbe pronto un contratto biennale con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di promozione. Ma non è tutto. Il Palermo sarebbe pronto a sferrare l'assalto vincente anche per un altro tassello nella linea mediana. Si tratta del centrocampista Noel Estevez, in scadenza con il Parma. Per Estevez sarebbe già pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Rimane sempre viva la pista che porta all'ala del Cagliari Zito Luvumbo. Tra il club rosanero e l'entourage del calciatore ci sarebbe intesa totale, mentre tra le due società, che mancherebbe il giusto accordo per quanto concerne la formula di trasferimento dell'angolano in rosanero. I colloqui tra le parti sono costanti, in quanto Luvumbo è ritenuto dal club di Viale del Fante un profilo di assoluta priorità sugli esterni d'attacco. A breve anche l'ufficialità del rinnovo per il portiere Jes Joronen. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.